Centinaia di interventi in Friuli dei Vigili del Fuoco per i danni causati dal maltempo tra allagamenti e alberi caduti. Ad Azzano Decimo scoperchiata una palazzina, evacuate 27 persone accolte nelle palestre. Un 24enne di Traveso è rimasto gravemente ferito alla testa e alla schiena dopo essere caduto per una ventina di metri in pareti vicino a Passo Pramollo. Stava affrontando da Capocordata la via Gocce di Tempo. Tra polemiche e incertezze, oggi diverse mense aziendali in Friuli hanno aperto le porte solo ai possessori di Green Pass. Si attende la legge. Mareschi Danieli, prove generali per l'estensione dell'obbligo to cure alle aziende. Più di 3.000 firme raccolte tra Udine e Gorizia in un giorno per dire no alla certificazione verde nella scuola. Il tour dell'avvocato genovese No Pass Daniele Granara ha fatto tappa in Friuli. Tra social e code alle biglietterie continua la polemica dei tifosi sui prezzi per la partita con la Juve. I club autonomi dimostrate di tenere ai tifosi e l'Udinese abbassa i prezzi agli abbonati per la partita con il Venezia. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. L'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Friuli dalla tarda serata di ieri e per tutta la notte ha causato allagamenti, cadute di alberi diversi, anche i tetti scoperchiati. Fenomeni particolarmente intensi tra piogge, vento e grandinate, in particolare tra la provincia di Udine e quella di Pordenone. Il punto della situazione nel primo servizio. È arrivata, causando ingenti danni, l'attesa bufera che nella notte ha messo in scacco il Friuli Venezia Giulia, colpendo in particolare un'ampia fascia di territorio compresa tra le province di Pordenone e Udine. Forti raffiche di vento, abbondanti piogge e grandinate si sono registrate dalla tarda serata di ieri e fino al primo mattino di oggi. Sono più di 300 gli interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco per tetti scoperchiati, allagamenti, alberi caduti, numerosi anche i blackout in diverse località. Solo al comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone fino a questa mattina sono arrivate 250 richieste di intervento. A supporto dei pompieri e dei volontari della Protezione Civile della Regione sono arrivate squadre di Vigili del Fuoco da Bologna, Cesena, Cremona, Forlì, Reggio Emilia e Torino. La zona più colpita risulta essere quella compresa tra Zoppola, Fiume Veneto e Azzano Decimo. Qui ancora si stavano facendo i conti con i danni causati dalla violenta grandinata di fine luglio. In provincia di Udine il maltempo è imperversato in particolare nel Codro Ipese, nel Cividalese, nelle zone di Udine, Latisana, Tarcento e Buia. E dalle 20 di ieri adesso li abbiamo contati prima, siamo a 108 interventi, quindi stiamo ultimando ovviamente gli ultimi interventi che sono stati richiesti stamattina, quando appunto qualcuno ovviamente ci sono alzati e hanno visto che magari ci sono dei rami pericolanti e quindi la chiamata non è arrivata ieri sera, è arrivata stamattina. Nella notte a Bevazzana di Latisana una donna che è uscita in terrazza, che ha appoggiato la mano sulla ringhiera di metallo, è rimasta colpita da una scarica elettrica causata con ogni probabilità dall'instabilità elettrica determinata dal maltempo. È stata portata in ospedale ma non ha riportato conseguenze serie. Intorno a mezzanotte, lungo la strada statale 14 a Cervignano del Friuli, un automobilista in transito è stato colpito da un grosso ramo che ha danneggiato la vettura in più punti. L'uomo fortunatamente non è rimasto ferito. E sono stati oltre 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco nel Friuli occidentale, ad Azzano Decimo e Fiume Veneto, i danni maggiori. Una notte da incubo per il Friuli occidentale, dove si è abbattuto un violento fortunale che ha interessato in modo particolare Azzano Decimo, Fiume Veneto e Chions, zone già colpite duramente dalla grandinata di inizio agosto. Il telefono della sala operativa dei Vigili del Fuoco di Pordenone non ha mai smesso di suonare e i pompieri hanno eseguito oltre 200 interventi, supportati da colleghi arrivati dall'Emilia Romagna, da Torino e Cremona. Ingenti danni soprattutto per alberi sulle strade, scoperchiamento di tetti e nuovi danni sulle abitazioni che erano appena state riparate. Gli interventi sono ancora in corso, ce ne sono più di 150 in coda. Non abbiamo notizie di persone infortunate, solo danni alle strutture civili e diversi alberi abbattuti.
Noi resteremo in servizio fino alle 20 di questa sera. La situazione è più critica ad Azzano X, dove il tetto di una palazzina è volato sopra una casa adiacente, rendendo i 2 immobili inagibili e costringendo all'evacuazione 7 famiglie. A Fiume Veneto la tensostruttura dei campi da tennis di Via Verdi è andata completamente distrutta e anche a Valvasone Arzene sono intervenuti i volontari della Protezione Civile per sistemare le zone interessate dalla caduta alberi. I danni restano importanti su tutto il territorio e ci vorranno ancora molte ore di lavoro per ripristinare la situazione. E andiamo in particolare a vedere che cosa è successo ad Azzano X, l'avete sentito nel servizio, una palazzina scoperchiata, il tetto finito nell'edificio vicino, 27 persone evacuate. Il comune ha trovato una soluzione temporanea, le persone saranno accolte nelle palestre comunali. Il vento sempre più forte, poi il tetto che viene sradicato si alza e cade sopra l'abitazione adiacente. Sono stati attimi di terrore in via Trieste, ad Azzano X, dove la copertura di una palazzina è stata sradicata dal maltempo, costringendo alla fuga nella notte 6 famiglie. Io abito in questo palazzo che è successo ieri sera verso le 10, 10:30, che è arrivata la tempesta con la pioggia, che ha volato via il soffitto e dopo subito è entrato l'acqua dentro. Quanta paura avete avuto? Tanta paura, quasi che perdere la vita. Siamo tutta la notte stati qui fuori sulla strada, magari i bambini sono stati nella macchina e così tutta la notte è passata. Inagibile anche la casa su cui il tetto è crollato. È caduto il tetto della palazzina vicina, qui accanto, sopra la casa, per fortuna non c'era nessuno a casa e qui ha spaccato tutto, cioè non so come sia possibile una roba del genere, perché sì, dovrebbero essere a norma, non so se questo tetto in queste condizioni è a norma in questo modo. E adesso dobbiamo vedere cosa fare. Per i 27 sfollati, tra cui alcuni minori, l'amministrazione comunale si è immediatamente attivata. Oggi ci sarà presso il Palaverde una sistemazione emergenziale. Allestiremo, grazie alla collaborazione della Protezione Civile regionale, i posti letto per la notte. Da domani lo spostamento emergenziale si sposta presso la palestra azzurra, nella quale potremo allestire 6 alloggi per le 6 famiglie della palazzina, mentre la 7ª famiglia la ospiteremo nei mini alloggi comunali, in attesa che la Regione, attraverso una decretazione d'urgenza, stanzi delle risorse apposite, perché dovremo nei mesi successivi trovare degli appartamenti e delle sistemazioni per queste persone che di fatto rimarranno senza tetto per diversi mesi. Diversi traumi al capo e alla schiena per un ragazzo di Travesio caduto per una ventina di metri su una parete est del Monte Cavallo vicino a Passo Pramollo. L'alpinista 24enne stava affrontando da Capo Cordata la via Gocce di Tempo in comune di Pontebba quando è precipitato, procurandosi diversi traumi. Gli arrampicatori che lo accompagnavano hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto si sono diretti 4 tecnici del soccorso alpino di Moggio Udinese a supporto dei sanitari dell'elisoccorso regionale. Il giovane, che lamentava forti dolori, è stato stabilizzato e con una vericellata è stato prelevato e portato all'ospedale di Udine. Ed è di Bologna la donna rimasta infortunata dopo un volo di una ventina di metri davanti agli occhi del marito e della figlia mentre stava scendendo con loro dai laghi d'Olbe a Sappada lungo il sentiero 141 verso il rifugio Monteferro. Sul posto sono arrivate le squadre della stazione di Sappada, del soccorso alpino e l'elisoccorso del SUEM di Pieve di Cadore. La donna è stata recuperata dall'equipe dell'elisoccorso e condotta in ospedale a Udine. Ancora cronaca, con un grave infortunio sul lavoro accaduto questo pomeriggio poco prima delle 17 a Monfalcone, lungo strada di Grado, in uno stabilimento di ferramenta. Un uomo di 35 anni è caduto da un lucernaio da un'altezza di circa 5-6 metri. È stato subito soccorso dalle persone che si trovavano sul posto, le quali hanno anche allertato il 112. Sono arrivati un'ambulanza e l'elicottero. Il ferito è stato portato al Cattinara di Trieste in gravi condizioni. Indaga sull'episodio la Polizia di Stato del commissariato di Monfalcone, sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento della città dei cantieri.
Un altro infortunio si è verificato questa mattina ad Aquileia, dove un uomo si è ferito accidentalmente con una motosega. È successo in località Belvedere, in via Martin Luther King, alle 9. In soccorso sono intervenuti l'elicottero sanitario e l'equipe medica di un'ambulanza. L'uomo è stato portato all'ospedale di Palmanova, è sempre rimasto cosciente e le sue condizioni non preoccupano. Ed ora torniamo al tema delle mense aziendali e del Green Pass. Oggi tante aziende friulane al banco di prova. In diverse aziende i lavoratori hanno potuto accedere ai luoghi dedicati appunto al pranzo solo con la verifica del Green Pass. Altre aziende si stanno attrezzando in tal senso, si attendono comunque indicazioni certe da parte del governo. Si sono verificate delle difficoltà, dei disguidi, dei problemi nelle mense in cui la novità è stata introdotta già a partire da oggi. Si diceva si attendono indicazioni chiare da parte del governo. La presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, conferma una FAQ del governo non è una legge. Si va avanti in questa strada. Per Mareschi Danieli questa novità è un primo passo, una prova generale in vista dell'estensione del Green Pass tout court all'interno delle aziende. Sentiamola. Green Pass per l'accesso alle mense aziendali, si è partiti anche in Friuli Venezia Giulia tra qualche incertezza e qualche polemica. Tra le grandi aziende del territorio c'è qualcuna che non ha aderito, che non è già partita con il Green Pass, e perché? Le aziende, pur essendo assolutamente pro l'inserimento del Green Pass fin dall'ingresso in azienda addirittura, stanno attendendo di vedere quale sarà la strada che il governo deciderà di intraprendere da un punto di vista giuridico. È ovvio che una FAQ non è una norma di legge, bisogna da un lato rispettare le regole. Per farlo è necessario che queste regole siano chiare, in modo tale da non dare la possibilità a qualche sovversivo o a qualche contrario di poter opporvisi, minando quella che è la continuità produttiva di un'azienda. Sono stati, come era prevedibile, come era previsto, dei problemi anche in Friuli. Ci sono stati dei problemi. Niente di grave per il momento, ma ritengo che siccome abbiamo fiducia in questo governo, ritengo che si stia organizzando per arrivare a quello che è l'unica vera soluzione, o obbligo di Green Pass o vaccinazione obbligatoria. L'obbligo di Green Pass per l'accesso alla mensa è in qualche maniera una premessa per l'obbligo di Green Pass per entrare tout court in azienda. Per giungere a piccoli passi, senza shock eccessivi, a quella che deve essere una decisione definitiva e a quella che può essere l'unica vera soluzione, che è l'obbligo del Green Pass per entrare in azienda. Perché per entrare? Perché fino a ieri abbiamo considerato la mensa un prolungamento del luogo di lavoro, tanto che la stessa, se rispettava le regole Covid, poteva rimanere aperta, a differenza di ristoranti e bar che invece hanno dovuto restare chiusi. E intanto monta la protesta dei poliziotti per il divieto di accesso alle mense delle questure per chi non è in possesso del Green Pass. I sindacati di polizia lamentano questa assurdità. In pattuglia possiamo restare attaccati, ma al tavolo dobbiamo essere separati. Sindacati di polizia sul piede di guerra per il divieto di accedere alla mensa per i colleghi non vaccinati. In regione sono iniziate le proteste con piatti mangiati sul marciapiede o tavolini esterni improvvisati. Nonostante i tentativi di trovare una soluzione, però il Green Pass resta fondamentale per il pasto in mensa. Siamo molto amareggiati come FSP perché non è stato dato seguito alla richiesta di incontro da parte della segreteria generale con il capo della polizia. La Pordenone non ha una mensa, quindi i colleghi vanno
o nelle proprie case oppure vanno con i buoni pasti nei ristoranti. A Trieste c'è una mensa molto grande che ospiterà fra qualche giorno anche oltre 200 allievi e quindi ci sarà un problema ulteriore. Si sono organizzati con dei tavoli esterni. Per quanto riguarda Udine, c'è in queste ore in corso una riunione con il questore di Udine e la segreteria provinciale dell'FSP. Per quanto riguarda invece Gorizia, il personale che è aggregato ha avuto i primi problemi. Il questore di Gorizia aveva diligentemente già provveduto a inserire all'interno del cortile anche dei tavoli per dare spazio a chi non ha il Green Pass. I sindacati di polizia sottolineano l'assurdità della norma. La protesta della polizia è rivolta specificatamente a una situazione. Se il collega in macchina può andare per 6-7 ore di servizio, non capiamo perché poi per i 10 minuti, 20 minuti dedicati alla mensa, comunque distanti uno dall'altro, non possono stare insieme. Più di 3.000 firme raccolte in un giorno in Friuli per dire no al Green Pass nel mondo della scuola. Questo l'esito della tappa a Udine e a Gorizia del tour dell'avvocato genovese No Pass Daniele Granara. Lunga fila questa mattina in Viale Palmanova a Udine, dove si sono appunto radunate le persone che volevano firmare la petizione. Oltre 2000 firme a Udine e centinaia a Gorizia. Il popolo del No Green Pass in Friuli Venezia Giulia ha risposto presente al tour per l'Italia dell'avvocato Daniele Granara, che da giorni si muove di regione in regione per cercare firme contro la certificazione verde nel mondo della scuola. E così alla sua chiamata hanno risposto mamme, papà, studenti e insegnanti, sia tra coloro che di vaccinarsi proprio non ne vogliono sapere, che di chi, pur vaccinato, non vuole essere costretto a usare il Green Pass per entrare in aula. Riguarda tutto il personale della scuola, sia docente che non docente, sia i genitori degli studenti, sia gli studenti maggiorenni, e potranno firmare in tutta Italia, perché io ho fatto un tour e sto facendo un giro in tutte le regioni italiane per raccogliere queste firme, che sono firme autenticate direttamente da me e personalmente apposte tutte in mia presenza, per una petizione alle Camere come previsto dall'articolo 50 della nostra Costituzione, secondo un diritto antico che in questo momento costituisce una risorsa che la nostra Costituzione dà per frenare questa deriva autoritaria in corso. Sentono un sopruso perché ritengono che la libertà sia incompatibile con il Green Pass. Il 1° settembre, con le firme raccolte, finora più di 10.000, l'avvocato Granara si presenterà alle Camere, consegnando il malcontento del popolo dei No Pass contro la certificazione nella scuola. La petizione è inviata per conoscenza anche alle autorità dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, perché credo che sia il momento anche di verificare quello che sta succedendo nel nostro Paese. E intanto sono 2 i decessi con Covid registrati nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia. Queste se ne aggiunge un terzo pregresso che è stato registrato solo in giornata. Complessivamente dunque il numero totale dei morti in regione da inizio pandemia tocca quota 3.795. 79 i nuovi contagi rilevati oggi, 62 attraverso 3.982 tamponi molecolari, 17 tramite 2.820 test rapidi antigenici. 1,56% la percentuale di positività emersa nei primi test, 0,60% con i test rapidi. Restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre calano a 26 i pazienti accolti in altri reparti. Un udinese riceve per posta un pacco con mezzo etto di ecstasy e viene arrestato in flagranza dalla polizia.
Si fa mandare l'ecstasy per posta, arrestato un udinese. È finito ai domiciliari, per ordine del GIP udinese Emanuele Lazzaro, un 23enne residente in città che alla vigilia di Ferragosto si era visto recapitare un pacco contenente oltre mezzo etto di stupefacente. Subito dopo la consegna, la polizia della questura di Udine è intervenuta e nel pacco ha trovato 2 sacchetti, uno contenente terriccio, l'altro 51 grammi di una sostanza granulare ambrata, poi risultata essere MDMA. Inoltre, nella stanza del giovane sono stati rinvenuti 3,5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un sacchetto simile a quello contenente l'ecstasy. Nel corso dell'interrogatorio, il 23enne, indagato per traffico di stupefacenti nonostante abbia dichiarato che la sostanza era per uso personale, ha raccontato di aver avuto la droga tramite un suo amico, di averla pagata in bitcoin forniti da un'altra persona e di aver già acquistato lo stupefacente in passato. Una modalità, quella della droga spedita per posta, non inusuale. Nelle settimane scorse, infatti, altri 2 udinesi sono stati individuati dalle forze dell'ordine. Si erano spacciati al telefono per 3 dipendenti della Sisal e con la scusa di dover eseguire alcuni test ai terminali erano riusciti a carpire la fiducia del titolare di una tabaccheria ricevitoria di Udine, riuscendo a farsi accreditare illecitamente 8.000 euro. A 8 mesi dall'episodio, dopo la denuncia della vittima del raggiro, è stato individuato dai carabinieri di Udine Est il gruppo di malviventi. A essere denunciati per l'ipotesi di reato di truffa in concorso sono un uomo di 56 anni residente nel napoletano, una cittadina spagnola di 38 anni residente nel casertano ed una donna che vive a Gioia Tauro. 3 migranti in arrivo dalla rotta balcanica sono stati intercettati dai carabinieri a Udine. Un pakistano è stato rintracciato ieri pomeriggio in via Cividale. 2 cittadini del Bangladesh che si sono dichiarati minorenni sono stati trovati in serata in viale 23 marzo. Tutti e 3 sono stati avviati a triage e quarantena fiduciaria perché provenienti da paesi considerati a rischio. Il Tribunale del riesame di Trieste si è riunito oggi in Camera di Consiglio e ha rigettato il ricorso presentato dai legali difensori di Alejandro Augusto Stefan Meran, Alice e Paola Bevilacqua rispetto alla custodia cautelare in carcere del cittadino dominicano. L'uomo è accusato dell'uccisione dei 2 agenti, Matteo De Menego e Pierluigi Rotta, durante la sparatoria avvenuta il 4 ottobre 2019 in questura a Trieste. Meran resta dunque in carcere, i suoi legali hanno già annunciato ricorso. Troppi detenuti rispetto ai posti e carenza di personale, anche di vertice, sono i principali problemi delle carceri di Udine e Tolmezzo. I 2 istituti sono stati visitati oggi nel quadro dell'iniziativa Ferragosto in carcere. Sovraffollamento e mancanza di personale sono i principali problemi delle carceri di Udine e di Tolmezzo, visitate oggi dal presidente della Camera Penale friulana, l'avvocato Raffaele Conte, e dal garante dei detenuti di Udine, Franco Corleone. Una visita che si inserisce nel quadro di Ferragosto in carcere, iniziativa promossa in tutta Italia dall'Unione delle Camere Penali. La capienza di Udine è di 90 posti, ci sono oggi 137 detenuti. Troppi per consentire di applicare le norme e la prospettiva del reinserimento sociale. In più ci sono delle difficoltà costituite dal fatto che la direttrice è titolare a Belluno e viene 2 giorni la settimana a Udine, c'è una carenza di educatori, il problema di un'assistenza psicologica per i detenuti che deve essere rafforzata. Anche a Tolmezzo i detenuti sono troppi, 200 per 149 posti. Ho parlato a lungo con la direttrice, ci siamo intrattenuti a lungo e la cosa che lei vorrebbe segnalare, che le preme molto, è la mancanza di personale, sia di polizia penitenziaria, addirittura manca il comandante delle guardie, sia quella del personale amministrativo. Ma a Tolmezzo, così come a Udine, ho riscontrato invece una situazione assolutamente compatibile, una situazione assolutamente sotto controllo. Abbiamo 2 fra probabilmente le migliori carceri d'Italia. Conte e Corleone hanno infine dato alcune indicazioni per superare il problema. Tutta questa situazione non si risolve se non si supera lo scandalo del carcere non fatto a San Vito in sostituzione di quello di Pordenone. Ci sono le possibilità di applicare maggiormente le misure alternative. Il problema è quello dell'incidenza della custodia cautelare, che in Italia è altissima. Ci sono più persone che non sono detenuti definitivi che detenuti condannati dopo i 3 gradi di giudizio.
Cosa succederà in Afghanistan dopo il ritorno al potere dei talebani? È alta la preoccupazione anche in Europa dopo la caduta del presidente. Ma come si vive nel paese islamico? Lo abbiamo chiesto ad Alberto Peratoner, medico anestesista rianimatore, che in quel paese è stato con Emergency. Anche Kabul è caduta. I talebani sono tornati a comandare in Afghanistan, come si vede dalle immagini di Emergency. A 20 anni dalla guerra di liberazione voluta dagli Stati Uniti, il paese è tornato nelle mani di quello che l'Occidente identifica come il nemico dopo la fuga del presidente Ashraf Ghani. Alberto Peratoner, oggi direttore del 118 di Trieste, quelle zone le conosce. Ci ha lavorato proprio con Emergency nel 2004 e già all'epoca la situazione era decisamente pericolosa. Il ritorno dei talebani è una situazione assolutamente drammatica, anche se prevedibile prima o poi. A livello locale rimane tutto un po' un punto interrogativo, non si sa quale linea prenderanno. Diciamo che rispetto a quanto c'era del passato, le prospettive non sono delle migliori. Sono una popolazione che è in guerra da sempre. Che cosa ha visto nel 2004 quando era in Afghanistan? Sì, sono stato a cavallo tra il 2004 e il 2005. Sono arrivato in un periodo in cui era già iniziata l'occupazione, tra virgolette, americana e europea, in cui era stato insediato un governo eletto, però la situazione era, nonostante tutto ciò, era sempre molto pesante, è rimasta molto pesante, perché comunque le vittime anche tardive da guerra, post-guerra, le mine antiuomo, gli attentati, continuavano ad esserci. Erano anni assolutamente in cui si intravedeva una ripresa, un inizio di democrazia, però anni in cui comunque le vittime ci sono sempre state, hanno continuato ad esserci anche per faide locali, guerre interne, e quindi è stato un periodo molto molto intenso sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista anche umano. Restano da capire le ricadute del ritorno al potere dei talebani, in particolare sulla rotta balcanica, attraverso la quale chi cercava la libertà proprio dai talebani provava ad avere un nuovo futuro in Europa. Una piastrina di un soldato italiano della Seconda Guerra Mondiale di stanza a Pontebba è stata ritrovata dall'associazione Quello che le montagne restituiscono, e grazie ad un post su Facebook la famiglia del soldato di Aosta li ha contattati nel giro di poche ore. Questa è la sua piastrina, e c'è anche il ciondolo con un proiettile di mitragliatrice Breda italiana, perché il soldato era mitragliere di presidio proprio nei bunker del Vallo del Littorio, non lontano dal parco tematico del Bombasgraben. Ecco, Simone, la forza di Facebook che cosa ha favorito? Pubblicando la foto della piastrina, nel giro di 5 ore mi ha contattato un ragazzo dicendo che è amico proprio di famiglia del figlio del proprietario della piastrina. Gli ho proposto se la voleva riavere e mi ha detto di sì, e verrà a settembre da Aosta a riprendersela. Assessore, insomma, un privilegio avere tra le mani un oggetto simile. Sì, sono molto emozionata anche in questo momento, e devo dire grazie a Simone, perché veramente ci sta dando l'anima, e questo è il risultato. Oltre ai reperti che trovano, alle passeggiate che ci offrono guidate al parco tematico, quello che le montagne restituiscono è proprio questo, un sacco anche di emozioni. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo appuntamento con le news sportive, tifosi divisi, da un lato le polemiche sui prezzi per la partita contro la Juventus, dall'altra le code alle biglietterie per accaparrarsi un posto. Ne parleremo appunto nel notiziario sportivo, a seguire le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.